I riti di Natale dei serbo-ortodossi di Trieste, una chiesa che aspetta il nome del successore del patriarca Irenei. La situazione è esplosiva nel campo profughi di Lipa in Bosnia ed Erzegovina, distrutto da un incendio. L'ombra della Russia di Vladimir Putin costringe l'Estonia ad una costosa corsa al riarmo. Svignà Maiale, un film campione di incassi in Slovacchia che racconta la corruzione e l'assassinio del giornalista Jan Kuciak. A Cipro esiste una piccola comunità cattolica tra le più antiche al mondo. Un libro ne documenta le radici e la storia. Giovedì, rispettando il calendario giuliano, la gran parte delle chiese ortodosse ha celebrato il Natale. Lo hanno fatto anche i fedeli della comunità serba di Trieste, riuniti nella chiesa di San Spiridione. La messa della vigilia è stata un rito sobrio, condizionato dalla pandemia, con i fedeli distanziati e in mascherina, e con i canti eseguiti da un coro con un numero ridottissimo di cantanti. Padre Raško Radović, proto-presbitero stravroforo, lo ha celebrato in serbo e anche in slavo antico. Ad aiutarlo nei riti Gregorio Miliaris, archimandrita della Chiesa greco-ortodossa di Trieste. La comunità serba nella città giuliana è una presenza storica. Il tempio di San Spiridione è stato costruito nel 1868 dalle facoltose famiglie di mercanti arrivati a Trieste, attratti dal porto franco-asburgico. La messa della vigilia, malgrado le limitazioni sanitarie, ha mantenuto qualche dettaglio della tradizione, come ad esempio la paglia sparsa a simboleggiare l'umiltà della stalla di Betlemme. Oggi celebriamo anche in lingua serba moderna, anche in lingua slavo antica, o cosiddetta slavo ecclesiastico, perché partecipano anche molti altri popoli come russo, ucraino, moldavo, bulgaro ed altri popoli che capiscono meglio, più vicino quella lingua slavo antica che è lingua madre di tutti i popoli slavi. Quindi usiamo l'una l'altra lingua. La Chiesa ortodossa serba ha pagato un prezzo molto alto alla pandemia da coronavirus. A fine ottobre il Covid è stato fatale per Amfilohije, capo della Chiesa in Montenegro. Fiero oppositore del presidente Đukanović e fautore di un riallineamento del piccolo Stato adriatico con la Serbia, il suo funerale si è trasformato in una manifestazione politica, senza distanziamenti o rispetto delle norme igieniche e sanitarie, con bara aperta e baci alla salma. Contagi che sono stati fatali anche per Irenei, anziano e carismatico patriarca della Chiesa ortodossa. Il successore di Irenei sarà scelto dal Sinodo della Chiesa ortodossa serba il 18 febbraio. Partecipano tutti i vescovi diocesani attivi, compreso anche ausiliari. Sono candidati anche tutti i vescovi che hanno 5 anni di svolgere il ruolo del vescovo diocesano. E Sinodo, in forma sempre scritta, propone 3 candidati, elezioni sempre segrete. Se succede di avere gli stessi voti, fanno anche ballottaggio. Alla fine, naturalmente, quando vengono eletti 3 candidati, fanno con sorteggio. Di solito invitano un monaco e lui elegge il patriarca. A decidere il nome del nuovo metropolita sarà quindi un sorteggio. Il patriarca Irenei, politicamente e nel solco della storia della Chiesa ortodossa, è stato molto vicino al potere temporale di Belgrado, in particolare all'attuale premier Aleksandar Vučić, una simbiosi ricambiata anche con generosi finanziamenti per la costruzione della chiesa del Santo Sava a Belgrado, il più grande luogo di culto degli ortodossi serbi. Il magnifico mosaico che adorna il soffitto del nuovo tempio è stato poi donato dal governo russo. Nel gennaio del 2017 la chiesa fu visitata dal presidente Vladimir Putin e ad accoglierlo c'erano migliaia di belgradesi.
Le fiamme divampate la vigilia di Natale sono ormai spente, ma 15 giorni dopo l'incendio centinaia di migranti vivono ancora fra le macerie del campo di Lipa e né il governo di Sarajevo, né l'Unione Europea, né le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite sono riusciti a trovare una soluzione alla crisi umanitaria in corso nel nord-ovest della Bosnia-Herzegovina. Sono più di 900 le persone abbandonate nella neve nel cantone di Unasana, tra Bihać e Velika Kladuša. Dopo l'incendio del campo di Lipa, i migranti erano stati fatti salire su degli autobus per essere condotti a sud di Sarajevo, vicino a Konjic, nella ex caserma di Bradina. I residenti però hanno protestato e dopo un giorno e mezzo trascorso sugli autobus fermi, sorvegliati dalle forze speciali, sono stati fatti scendere e rimandati fra le macerie del campo distrutto, in attesa. Lì hanno trovato solo i volontari della Croce Rossa di Bihać. Continueremo a fare il possibile per aiutarli, ma le nostre riserve e delle associazioni che si coordinano con noi stanno diminuendo. Per questo speriamo che ci sia una reazione delle istituzioni statali, cantonali, comunali, perché questo problema venga risolto quanto prima. In Italia l'appello è stato raccolto dalla rete di associazioni rivolte ai Balcani che hanno avviato una raccolta fondi. A Bihać ci sono i volontari dell'Ipsia Akli, l'organizzazione presente in Bosnia dal 1997. Stiamo continuando a portare supporto a queste persone. Nell'ultimo periodo ci siamo concentrati sulla distribuzione di carichi di legna che i migranti usano per cucinare e per potersi riscaldare in queste giornate fredde, e abbiamo sostenuto il lavoro della Croce Rossa di Bihać attraverso l'acquisto sia di cibo che di materiale tecnico per poter preparare questo cibo. L'Unione Europea ha esortato le autorità della Bosnia-Herzegovina a trovare una soluzione per evitare il disastro umanitario e a riaprire il campo di Bira, un campo attrezzato vicino a Bihać. Le autorità di Sarajevo hanno dato il via libera, ma le autorità locali, il cantone, si sono opposte per le ulteriori proteste dei residenti. L'aiuto offerto da Bruxelles alla Bosnia non basta più. Dopo essere stati lasciati per 4 anni da soli a gestire l'emergenza migranti, insieme alle riserve di aiuti umanitari, i bosniaci stanno esaurendo anche le riserve di solidarietà. Il Ministero della Difesa allora ha inviato le forze armate per montare delle tende militari sulle macerie di Lipa. Non ci sono servizi, né acqua corrente o elettricità, solo le tende. I migranti hanno cominciato a protestare accennando una marcia verso l'agognato confine. Chiedono di passare. Alcune centinaia di loro hanno iniziato uno sciopero della fame, rifiutando il cibo portato dai volontari. La rotta dei Balcani, teoricamente, è chiusa dal marzo 2016. Da allora Bruxelles ha di fatto appaltato la gestione dei flussi migratori a stati esterni all'Unione o a paesi candidati, come la Bosnia-Herzegovina. Sono stati eretti chilometri di muri e di filo spinato, ma questo non ha fermato il flusso delle persone, lo ha reso solo più violento e pericoloso. Nei Balcani sono migliaia le persone che cercano di risalire la penisola per entrare in Italia e poi dirigersi verso il nord Europa. Il collo di bottiglia per tutti è ormai la Bosnia-Herzegovina, un fazzoletto di terra gelata nel cantone di Unasana, fra Bihać e Velika Kladuša. Con 3.800 km di coste e metà dei suoi confini con la Russia, l'Estonia si sente vulnerabile. Negli ultimi anni il piccolo paese baltico, membro della NATO dal 2004, non ha badato a spese per accrescere le proprie capacità difensive e per il 2021 prevede anche di aumentarle. Il ricordo dell'annessione della Crimea qui è ancora fresco. Così, tra i progetti portanti della corsa alle riarmo estone c'è la militarizzazione delle coste con sistemi missilistici antinave e persino mine marine, una spesa da 50 milioni di euro. Per il segretario generale della difesa, Christian Prick, si tratta di una priorità. Finora la difesa delle coste estoni è stata molto limitata. Abbiamo solo 3 cacciamine che non sono nemmeno strumenti di difesa veri e propri, ma navi di supporto.
È dunque una priorità per la nostra Marina rafforzare la difesa navale. La flotta russa nel Baltico è cresciuta e ha aumentato le proprie attività. Assistiamo alle loro esercitazioni, si preparano ad azioni di sbarco con anfibi, conquista di obiettivi strategici dal mare, creare teste di ponte sulle isole. Per l'Estonia la Russia rappresenta ancora una minaccia? L'Estonia è uno dei paesi che ha di più da trarre beneficio da una Russia democratica. Sono nostri vicini, una grossa fetta della nostra popolazione è di lingua russa, le nostre infrastrutture sono ancora interconnesse, ma quando abbiamo a che fare con la Russia dobbiamo confrontarci col paese che è e non con quello che desidereremmo fosse. Gli obiettivi strategici russi non sono cambiati, ora lo scontro è più aperto, c'è una chiara predisposizione al conflitto con l'Occidente, bisogna essere pronti a manovre offensive contro la NATO, lo prendiamo in considerazione, dobbiamo prestare la giusta attenzione, non gridare al lupo, ma essere pronti per non avere brutte sorprese. E le brutte sorprese di cui parla Prick potrebbero arrivare non solo dal mare. Lo scenario separatista nell'est ucraino, nella città di Donetsk e Lugansk, ha fatto guardare con attenzione in questi anni alla contea orientale di Idaviru e alla città di Narva, al confine con la Russia, popolata al 90% da estoni di lingua e di origini russe. A essere sincero, anche ai tempi dell'occupazione della Crimea e del supporto militare russo nell'est dell'Ucraina, non ho mai preso seriamente in considerazione un parallelo con Narva. Ci sono elementi, ovviamente, per questo scenario. È la città europea più grande sul confine con la Russia, abitata da maggioranza russa, eccetera. Comunque non è corretto fare confronti fra Donetsk e Narva. Narva è Estonia, Narva è Unione Europea. Gli abitanti hanno la chiara comprensione delle differenze di qualità di vita in Estonia e in Russia. Questo non vuol dire che siamo rimasti a guardare, ovvio. Abbiamo aumentato la presenza dello Stato per far sì che questo scenario non si verifichi. Ma la difesa è anche e soprattutto un costo per la collettività. Il governo ha stanziato per il 2021 quasi 650 milioni di euro, il 2,3% del prodotto interno lordo, una decisione coraggiosa soprattutto in tempi di pandemia. Rappresenta un problema per l'opinione pubblica l'aumento della spesa militare? C'è una lunga tradizione di consenso in Estonia sulla spesa per la difesa, un consenso trasversale anche a livello politico. Siamo tra i pochi contribuenti a conferire il 2% del PIL alla NATO e anche ora, durante la crisi del Covid, non solo il governo ha deciso di non ridurre la spesa, ma di continuare ad aumentarla con l'obiettivo del 2,3% del PIL. Sul lungomare della capitale Tallinn i traghetti, fermi per il Covid, sono ormeggiati al largo e l'orizzonte che dà verso la Finlandia non sembra nascondere nulla di minaccioso, ma per molti estoni non è così. Slovacchia mia, patria mia, sei bella come un paradiso. Le parole sono quelle di una famosa canzone popolare. La telecamera corre accanto a una fabbrica di automobili. Ha appena mostrato l'omicidio di un giornalista e della sua fidanzata. Termina così una storia iniziata 20 anni prima, con l'incontro tra Wagner, l'uomo che è dietro ogni cosa, e Bobo, futuro primo ministro. È il finale più visto della storia del cinema slovacco. Prima che la pandemia si mettesse di mezzo, un cittadino ogni 10 aveva comprato un biglietto per Sfigna. Stesso titolo del libro da cui è tratto, scritto dal giornalista Arpad Zoltes e appena pubblicato anche in Francia. Questo è un romanzo, è fiction, solo fortemente ispirata alla realtà. Come giornalista puoi dare alla gente esclusivamente fatti, ma se vuoi aprire loro gli occhi devi usare le emozioni. E non puoi farlo in un articolo. Obal z toho nemáš? Kebyže mám z toho obal, tak sa ťa asi nepýtam, čo to je. Impossibile non cogliere riferimenti alla cronaca recente del paese. L'omicidio Jan Kuciak, il ruolo dell'imprenditore Marian Kočner, la parabola politica di Robert Fico. Pre mňa osobne patrí... Per me una delle scene più forti è quando Wagner fa visita a un vescovo per trattare la vendita del terreno dove sorgeranno le nuove fabbriche.
La Chiesa cattolica, il suo patrimonio e come sia finanziata dallo Stato è un tema enorme che nessun film slovacco aveva mai affrontato. Anche un membro della Chiesa viene coinvolto nei ricatti sessuali orchestrati facendo prostituire le ospiti di un riformatorio, un'altra vicenda che non è del tutto frutto della fantasia. Ma l'obiettivo non indugia sulla violenza, l'attenzione è soprattutto sull'unico amalgama che si crea tra istituzioni, economia e criminalità. Svinja, porco, è l'insulto più usato in Slovacchia per qualcuno che, diciamo, non si comporta come dovrebbe. Nel libro non uso mai questa parola. Ognuno nella storia può trovare il suo porco personale. I protagonisti tra loro si chiamano con nomignoli da piccioncini, Lolo, Bobo, Gnugnu, ma è difficile che i diretti interessati non si siano sentiti chiamati in causa. Questa è una delle domande più frequenti, se non ho paura che gli spettatori colleghino questi personaggi di fantasia con persone reali. Ma la mia risposta è sempre la stessa. Svinja è un film con degli attori, tratto da un grande romanzo. Romanzo che, dopo la dedica a Ian e Martina, ha in esergo una avvertenza. Questa è un'opera di finzione. Se vi riconoscete in qualche personaggio, non esitate ad andare in procura o dalla polizia e non dimenticate la carta di identità e lo spazzolino da denti. «500 fotografie che racchiudono un'analisi attenta dei 120 simboli cristiani presenti in importanti siti archeologici, alcuni inclusi nella lista UNESCO, nel libro Divina Cipria, scritto dal giornalista Furio Morroni, già corrispondente ANSA per Cipro ed altri paesi del Medio Oriente. Il volume è stato presentato a Nicosia, presenti l'ambasciatore italiano a Cipro, Cavallari, il ministro degli esteri di Cipro, Christodoulides, e il vescovo di Tamasos, Isaias. Un viaggio alla ricerca delle radici e dello sviluppo del cristianesimo attraverso i tanti segni di una fede che qui ha visto i suoi albori e dei simboli che sono stati all'origine dell'espressione artistica e spirituale dei primi cristiani. La storia dei cristiani a Cipro comincia pochi anni dopo la morte di Gesù con l'arrivo dei primi giudeo-cristiani sull'isola, come testimoniato dalla costruzione di 90 tra chiese e basiliche fino al VII secolo, quando iniziano le incursioni arabe. Di quelle vestigia restano ruderi, mosaici e affreschi sparsi qua e là. Ho cercato non soltanto di raccontare l'origine di oltre 100 simboli che via via ho scoperto, ma anche di spiegare il perché nel corso dei secoli essi abbiano assunto proprio quella valenza, attraverso quali passaggi storici, artistici e culturali ciò sia avvenuto e per quali motivi e con quali significati siano stati alla fine assimilati dal cristianesimo. Oggi i cristiani cattolici a Cipro sono solo 10.000, pari all'1% della popolazione, quasi tutti maroniti. Il paese è diviso dal 1974. Nella Repubblica del Sud la quasi totalità della popolazione è cristiano ortodossa. Nell'autodichiarata e riconosciuta solo dalla Turchia, Repubblica di Cipro Nord, la religione è quella musulmana. Recuperare quei simboli diventa un'altra strada importante per la costruzione di un dialogo sempre difficile in quell'area del Mediterraneo, come spiega Ugo Villani, professore emerito di diritto internazionale all'Università di Bari e professore di diritto dell'Unione Europea alla LUISS di Roma. Credo che la permanente presenza di simboli religiosi, anche in luoghi dove oggi non c'è più nulla di concreto, sia anzitutto una testimonianza, ma possa essere anche un auspicio di ripresa di dialogo. Credo che i simboli possano favorire anche questa conoscenza reciproca e quindi una riconduzione delle religioni, di tutte le religioni, ecco, al loro ruolo fondamentale di comprensione pacifica, ecco, di dialogo interreligioso che è anche interculturale e di civiltà. Scorrendo tra le 300 pagine del libro si intuisce come l'intenzione dell'autore non sia quella di proporre una guida turistica che suggerisca dove andare e cosa vedere, ma quella di offrirsi al lettore come un compagno di viaggio che lo guidi in questo appassionante itinerario sulle tracce lasciate dai cristiani.
Mi auguro che il mio libro rimanga come una valida documentazione del patrimonio simbolico cristiano di Cipro, ancora visibile oggi in vari siti archeologici, ma che purtroppo, se non verrà protetto in maniera adeguata, in pochi decenni rischia di scomparire per sempre.